La Nuorese batte per 1-0 il progetto Sant'Elia grazie a un gol di Emanuele Alessandri e si libera dalla compagnia del Fertile, affermato sullo 0-0 dal Portocorallo. Prima dell'inizio della gara è stato osservato un minuto di silenzio per le vittime dell'alluvione, tra le quali anche l'assistente capo della polizia Luca Tanzi, ex verde-azzurro. La cronaca: la Nuorese parte col piede sull'acceleratore e al sesto va vicino al gol con Lepore, che manda fuori di testa a un traversone su corner. La replica degli ospiti non si fa attendere e un minuto dopo Lussu da fuori calcia alto. I ritmi della gara sono buoni nonostante il freddo. Il più attivo è Wilson, che all'ottavo scende sulla sinistra e crossa per Emanuele Alessandri, che calcia di prima intenzione ma la palla finisce alta. L'attaccante brasiliano ci riprova al nono quando supera due avversari, entra in aria e sfiora l'incrocio. I padroni di casa mantengono il pallino del gioco. Di Angelo serve Lepore, che però calcia debolmente al 22esimo. Un minuto dopo Biscu, uno dei più attivi, scende sulla sinistra ma il suo cross finisce sul portiere. La squadra di Bernardo Mereo al 25esimo va vicina all'1-0. Di Angelo imbecca in area Wilson, ma l'attaccante non riesce a deviare di tacco la palla, che poi si perde sul fondo. Al 32esimo Wilson dribbla tre avversari e serve Biscu, che costringe al miracolo Pillittu. Nel finale arriva il meritato vantaggio della Nuorese. Wilson si fa 60 metri palla al piede, entra in aria e calcia. Sulla respinta di Pillittu il più lesto è Alessandri, che dà due passi in sacca. Nella ripresa sono sempre i verdi-azzurri a fare la gara. Biscu al quarto ci prova dal limite, ma il tiro finisce fuori. Il Sant'Elia ci prova da fuori senza successo, mentre la Nuorese si rende pericolosa col solito Wilson. L'attaccante servito da Biscu entra in aria e scarica in porta, ma l'estremo cagliaritano respinge di piede. Al 16esimo ci prova Frongia su punizione, ma Pillittu para senza patemi. La Nuorese vuole chiudere la pratica. Al 24esimo il numero 10 viene anticipato da Pillittu. Il progetto Sant'Elia si fa vedere in area verde-azzurra al 39esimo. Ibba crossa, ma la difesa libera in corner. Biscu prova a trovare il 2-0 dalla distanza, ma senza fortuna. È il 42esimo. Al 45esimo la Nuorese spreca l'ultima occasione della partita. Falchi ruba palla e serve in profondità Coco, che però viene anticipato dal portiere.